Dottor Calogero Belluzzo, specialista allergologo. Ecco, parliamo ora in vista della primavera, i casi di allergia che ora diciamo esplodono nei cittadini, nei bambini. Ecco, lei come specialista che consigli dare? Bene, con la primavera diciamo riprende la fioritura, la pollinazione, quindi anche i sintomi. I polleni, gli allergeni più frequenti da noi ad Agrigento sono la parietaria, che anche in tutto il centro-sud dell'Italia e nella Liguria. Poi noi abbiamo in particolare l'olivo, il pollene dell'olivo che sta cominciando a fiorire, l'artemisia della famiglia delle composite, ovvero noi le chiamiamo le margherite, margheritine e così via. Il paziente presenta naso chiuso, congesto, prurito alle pinne nasali, gocciolamento, anche con emissione di muco, materiale muco purulento soprattutto al mattino, muco anche agli occhi, quindi con lacrimazione, prurito, arrossamento endoculare. Vengono dall'allergologo per la consulenza allergologica, ma in maniera sempre profonda chiedono il prick test. Il prick test che non tanto lontano potrebbe essere sostituito dal RAS, dalle IgE specifiche e successivamente anche dalla molecolare per vedere quali sono gli epitopi di queste allergene e dare la terapia più appropriata. Il paziente, diciamo, facendo la prevenzione e consigliandosi con l'allergologo e previene anche l'insorgere dell'asma. L'asma si manifesta con una tosse secca, schizzosa e difficoltà respiratoria, soprattutto diurna, ma anche di notte può avere problemi di apnea notturna, specialmente quando vi sono dei polipi nasali. Ma poco fa il direttore di TVA Arturo Candella mi aveva detto: ma come terapia che cosa date? La terapia più diretta a essere obiettivo è quella inalatoria con l'associazione del cortisone, dello steroide nasale e di un antistaminico che preso bene va a coprire anche la congiuntiva dell'occhio. Spesso io aggiungo anche per la congiuntivite allergica l'acido ialuronico, che sono dei prodotti nuovi e innovativi che mi hanno risolto dei casi che in altre situazioni anche qualche oculista non era riuscito. Cosa dare ancora? Quello che io raccomando in maniera molto convinta e con gli studi dei miei colleghi, dei miei amici della CIC, che stanno facendo degli studi non solo nazionali ma anche internazionali, addirittura uno di questi ricercatori è siciliano che lavora in Puglia, non faccio il nome per non fare pubblicità, e in pratica l'immunoterapia. L'immunoterapia è il primo biologico che c'è stato da noi. Quando si dava tanta immunoterapia e si parlava dei primi farmaci biologici, l'immunoterapia ha dato spazio anche al biologico. Ora è al contrario, si dà più il biologico e meno immunoterapia, ma il paziente ci vuole vedere chiaro. In che modo? Innanzitutto deve capire che se l'immunoterapia è data in maniera adeguata, con una corretta e obiettiva diagnosi, può alleggerire tutti questi sintomi ed evitare che la rinite degeneri in asma ed evitare un domani di utilizzare certi farmaci biologici. E ci sono tanti studi dai nostri ricercatori.